Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per questa interessante opportunità di confronto e di crescita. Spero di poter portare anch'io il contributo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che rappresento in questa sede e che saluta attraverso me. La tematica della terza età assume rilevanza considerevole anche nell'ambito giudiziario. In particolare, quando mi è stato chiesto di fare un intervento in materia di tutela e curatela, in realtà ho pensato di parlarvi stasera di amministrazione di sostegno, in quanto ritengo sia una forma di assistenza alle persone fragili più contemporanea rispetto alle vecchie interdizioni e inabilitazioni, che sono i due istituti giuridici che danno vita alla figura del tutore e del curatore. Vi posso riferire che non sono stati abrogati, per cui nel nostro ordinamento esistono ancora, mentre in altri paesi un po' più audaci del nostro sono stati completamente sostituiti da forme di assistenza e di protezione giuridica delle persone fragili più contemporanee e molto più prossime all'amministrazione di sostegno. È un istituto, quest'ultimo, che è entrato in vigore nel 2004, quindi noi lo consideriamo, come addetti ai lavori, lo consideriamo ancora relativamente giovane, ma rendetevi conto che sono già oltre 20 anni che esiste, insomma, ma di lui non se ne parla mai abbastanza, nel senso che è una figura talmente innovativa rispetto alle precedenti che conoscevamo da averle di fatto soppiantate in tutto e per tutto. Questo perlomeno in molti territori d'Italia, come quello del Veneto, dove viviamo noi, perché vi posso dire che questa regione è considerata a livello nazionale una regione leader, al pari della Liguria e del Friuli Venezia Giulia, perché sono state le prime regioni che si sono dotate di una legge speciale in materia di amministrazione di sostegno, proprio con la finalità di promulgare e diffondere il più possibile la conoscenza di questa forma di tutela delle persone fragili. L'interdizione e l'inabilitazione, che ancora esistono, trovano piede molto più spesso nel meridione, laddove la tendenza a standardizzare le problematiche delle persone fragili viene molto spesso ad essere imbrigliata all'interno di queste procedure, che di fatto generano un risultato che sostanzialmente annichilisce la figura della persona fragile e la va a condizionare al punto da privarla completamente da quella che può essere la capacità di agire della stessa, e quindi come diceva il professor Cendon, che è stato un grandissimo autorevole promotore di questa forma di amministrazione di sostegno come figura contemporanea, l'interdizione e l'inabilitazione si possono considerare come degli istituti che calano dall'alto e che tendono a fare uno stampino sulle caratteristiche dell'interessato, cioè quello che deborda viene eliminato e quello che magari manca all'interno dello stampino non importa, tanto quello è il perimetro entro il quale lui si dovrà muovere. L'amministrazione di sostegno invece parte da una concezione completamente diversa, dice analizziamo quelle che sono le fragilità del soggetto bisognoso, costruiamo quindi la figura protettiva partendo dal basso e in questo modo saremo in grado di valorizzare quelli che sono gli aspetti della personalità e delle capacità residuali che l'incapace, il fragile ancora può conservare e andiamo a costruirci attorno un supporto, un sostegno che sarà individuale e distinto da ciascuno da quello dell'altro, perché diverse saranno le fragilità dei singoli. Una battuta molto semplice aiuta a capire il concetto. Diciamo infatti che gli interdetti sono tutti uguali tra loro, tanto la normativa prevede quella standardizzazione e basta, mentre invece gli amministrati di sostegno sono ciascuno diverso dall'altro. Questo è importante per comprendere. Allora, vi dico un po' di numeri giusto per avere un'idea. In Italia le procedure di volontaria giurisdizione, tra cui quelle che interessano le nomine degli amministratori di sostegno, sono circa 400.000. A Vicenza sono circa attualmente 9.000 e i numeri sono veramente significativi per chi li riesce a decifrare, perché dovete considerare che ogni anno crescono all'incirca di 1.000 pratiche all'anno. Questo significa che noi viviamo in un territorio estremamente sensibile e attento alle esigenze delle persone fragili e questo denota una illuminata visione del futuro, nel senso che gli anziani, perché molto spesso, come adesso vi dirò, le amministrazioni di sostegno interessano gli anziani non vengono dimenticati, non vengono lasciati indietro o chiusi all'interno di una struttura e abbandonati a se stessi, ma vengono ascoltati e questo è molto importante. Analizziamo adesso che cosa si può
andare a tutelare con una norma del genere, con una procedura del genere. Ce lo dice l'articolo 1 della legge numero 6 del 2004, la quale ha istituito per l'appunto per la prima volta questo istituto. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Quindi chi è l'amministratore di sostegno? Un giurista si troverebbe di fronte a moltissime informazioni contenute in questa frase, perché ciascuna singola parola ha un significato e una funzionalità. Anzitutto capiamo che è una figura di sostegno di persone fragili che non sono necessariamente anziani per forza, possono essere anche dei giovani, può trattarsi anche di persone che hanno subito dei traumi che li hanno resi momentaneamente o permanentemente incapaci di provvedere ai loro interessi e all'autodeterminazione delle proprie operazioni. Pensiamo a persone che possono avere problemi di tossicodipendenza, pensiamo a persone che possono essere ludopatiche, persone che hanno problemi di alcolismo, persone che hanno delle patologie, magari anche delle persone che hanno subito dei traumi che magari sono entrati in coma. Ma molto spesso pensiamo agli anziani, perché statisticamente è dimostrato che la maggior parte delle procedure di amministrazione di sostegno interessano persone della terza età. Questo perché sono oggettivamente fisicamente più fragili, quindi sono più soggette a problematiche, a patologie come possono essere l'Alzheimer, la demenza senile, il Parkinson e quant'altro. Ecco allora che l'amministrazione di sostegno mira a tutelare questi individui fornendo loro un sostegno, un supporto per tutte le cose che gli stessi non riescono più a svolgere. Però attenzione, perché parlare di anziani non significa parlare di incapaci, non sono due sinonimi, esistono moltissimi anziani che sono assolutamente nel pieno delle loro capacità di autodeterminarsi e di gestirsi e quindi per loro non è necessario pensare a questo, però ciascuno di noi sicuramente conoscerà qualcuno che nel corso degli anni, invecchiando, si è reso bisognoso di una forma di assistenza. Assistenza che può essere la più disparata e infatti l'amministrazione di sostegno, come dicevo prima, consente di modulare le casistiche cercando di far salvaguardare tutto ciò che l'incapace è di per sé ancora in grado di fare, per cui avremo degli atti di ordinaria amministrazione. Pensiamo ad andare a prendere il caffè, a prendere il giornale, andare al cinema con un amico, andare a cena. Queste sono tutte operazioni che il soggetto fragile deve essere comunque in grado di poter fare, se le sue condizioni fisiche lo permettono ovviamente, e che quindi deve essergli riconosciuta la possibilità di farlo. Poi ci sono accanto ad essi ci sono delle altre attività magari di vita quotidiana che l'incapace fa fatica a fare da solo e allora lì magari può avere bisogno di un'assistenza. Pensiamo ad esempio all'andare a incassare i soldi in posta piuttosto che pagare le rette di degenza di una struttura o lo stipendio di un badante, oppure interagire con i medici ospedalieri che gli sottopongono delle richieste per fare consensi informati o a trattamenti sanitari e quant'altro. Ecco che per queste situazioni l'amministratore di sostegno potrebbe assistere, affiancare, consigliare l'incapace in modo da supportarlo nelle decisioni che costui dovrebbe prendere. Un altro esempio molto banale mi viene in mente quando si pensa ad esempio agli investimenti che una persona nell'arco della vita può aver accantonato, accumulato, che poi si ritrova improvvisamente incapace di concretizzare dal punto di vista della loro consistenza, piuttosto che da eventuali suggerimenti di iniziative che l'istituto di credito potrebbe sottoporgli di valutare. Allora ecco che lì l'aiuto, il contributo dell'amministratore di sostegno consisterebbe proprio nel fatto di aiutarlo a comprendere la cosa. Per altri atti ancora di carattere straordinario invece è prevista la possibilità che l'amministratore di sostegno si sostituisca all'incapace, andando a rappresentarlo nel compimento di quegli atti che da solo non è più in grado di fare. Ipotizziamo ad esempio la vendita di un immobile o un'attività di carattere successorio che possa richiedere un coinvolgimento magari di fronte a un notaio, piuttosto che iniziative che possano comportare dei rivoluzionari cambiamenti. Ecco che in questo caso, se lui non è capace di farlo, ci sarà l'amministratore di sostegno che lo farà al posto suo. L'amministratore di sostegno però che non sarà una figura lasciata isolatamente, libera in maniera indiscriminata di fare ciò che vuole della vita dell'incapace, perché ci sarà sempre al suo fianco la figura dell'autorità giudiziaria, nella persona del giudice tutelare, che è un magistrato che ha il compito di supervisionare
tutta l'attività dell'amministrazione di sostegno e quindi in questo modo, attraverso anche l'ausilio del pubblico ministero che va a valutare a sua volta l'operato dell'amministratore, questo può dare garanzia di serietà e di correttezza nell'operato dell'amministratore stesso, al quale quindi verranno demandati dei compiti con la garanzia che costui sarà controllato da parte dell'autorità giudiziaria. Se adesso ci chiediamo chi può essere nominato amministratore di sostegno, vi posso dire che l'interesse principale da salvaguardare è sempre quello della serenità dell'incapace. Per cui in che modo poterlo tutelare al meglio? Offrendogli l'assistenza da parte dei propri congiunti, dei parenti più prossimi. E infatti la normativa prevede esattamente che il giudice tutelare vada a ricercare laddove possibile la figura dell'amministratore di sostegno, ad esempio, tra il coniuge, può essere la moglie, può essere il marito nel caso contrario, possono essere dei figli, possono essere dei genitori se magari il beneficiario è giovane, possono essere dei fratelli, possono essere anche degli amici, perché non è necessaria una specifica qualifica per poter fare l'amministratore di sostegno. Ciascuno di noi potrebbe essere chiamato a farlo nell'interesse di un proprio caro. Ogni qualvolta però si rende necessaria la nomina di un amministratore di sostegno qualificato, professionista, ecco che il Tribunale ha a disposizione un elenco di persone che potrebbero essere nominate e all'interno di quell'elenco diciamo, ci siamo noi avvocati che spesso e volentieri abbiamo una formazione, proprio una preparazione professionale che ci permette di affrontare molte tematiche che nella vita delle persone ci sono da risolvere. Ecco che la figura del professionista si rende necessaria, ad esempio, quando ci sono conflitti endofamiliari, cioè quando all'interno della famiglia ci sono dei contrasti fra le persone che potrebbero diventare amministratori di sostegno e il beneficiario che ne avrebbe bisogno. Questo, vi dico per esperienza, di solito accade in due ordini di ipotesi. Quando l'amministrazione, cioè quando il beneficiario non ha patrimonio, per cui si trova di fronte a una famiglia di persone che dovrebbero aiutarlo e che non hanno tutta questa voglia di metter mano al portafoglio per contribuire a pagare la retta di degenza della casa dell'anziano, piuttosto che andare a sostenerlo nei momenti economici in cui ce ne fosse bisogno. E allora c'è la tendenza ad abbandonare un po' a se stesso l'incapace dicendo nessuno ha voglia di badarlo perché porta solo rogne. Oppure al contrario, quando il patrimonio è considerevole e allora tutti vanno a tirare per la giacchetta l'anziano parente per dirgli dai, considera me, dammi la procura, vado io in posta, vado io in banca, incarica me, dammi un contributo. E allora ecco che tutti vorrebbero accaparrarsi insomma, la fortuna dell'anziano e queste sono tipiche ipotesi in cui invece il giudice, vedendo come si sviluppano le dinamiche, dice no, fermi tutti qua, nominiamo un professionista che mi deve rendere conto e che so che lo sa fare nella maniera in cui io mi trovo bene ad analizzarlo. Infatti, come vi dicevo, il decreto che apre la procedura di amministrazione di sostegno è un decreto che stabilisce quelli che sono i contorni dei poteri e delle attività che sono demandate all'amministratore, il quale da quel momento in poi ha non solo un obbligo di inventariare entro 30 giorni in modo da dare una descrizione oggettiva della situazione che si trova ad analizzare, ma poi ogni anno deve rendere il conto di quello che ha operato, di come si è mosso, di quello che è stato fatto a vantaggio o a svantaggio dell'incapace. Dopodiché, tutte le volte in cui ci sarà bisogno di svolgere attività di carattere straordinario, l'amministratore dovrà rivolgersi al giudice con una relazione preventiva in cui gli si dice guarda che il tal signore ha bisogno di fare questo atto, te lo dico perché questi sono i motivi per cui ti dico di farlo, ti chiedo l'autorizzazione, se c'è un patrimonio del denaro da incassare dimmi come vuoi che io lo investa e quindi si crea un dialogo fra l'amministratore e il giudice, il quale a questo punto garantisce una serietà di operato e di controllo. Cos'altro vi posso dire? Le persone che possono chiedere l'amministrazione di sostegno sono i parenti entro il quarto grado, quindi abbiamo il coniuge, abbiamo i figli, abbiamo i fratelli, oppure gli affini entro il secondo grado, stiamo pensando magari alle nuore, ai generi, ai suoceri, alle suocere, oppure possono essere anche gli operatori sociosanitari, con i quali la persona si ritrova magari ad avere un contatto e i quali potrebbero rendersi conto dello stato di fragilità della persona anziana e quindi rivolgersi loro all'autorità giudiziaria per farne nominare un amministratore, potrebbero essere gli assistenti sociali per le stesse ragioni, potrebbe essere anche il pubblico ministero che magari investito della notizia di reato
nei confronti di una persona offesa di una certa età per la quale potesse riconoscere una forma di circonvenzione di incapace, potrebbe promuovere a sua volta l'iniziativa, ma potrebbe essere anche lo stesso incapace a chiederla, in un momento in cui magari lui non è ancora in condizioni di difficoltà. E questo è il consiglio che io do sempre ai miei clienti, ai miei assistiti, ogni qualvolta si parla di testamento o si parla di futura stato di bisogno, perché tendenzialmente c'è la tendenza proprio di dire no, rimango lontano da certe tematiche, mi spaventano, voglio essere un po' scaramantico, ma in realtà credetemi è importante lasciare una traccia del vostro pensiero fin tanto che il vostro pensiero rimane lucido e chiaro e comprensibile, perché quella potrebbe essere un cammino illuminato per chi dovesse seguirlo dopo, quindi non solo dopo la vita con un testamento, ma anche prima attraverso ad esempio la designazione di una persona nei confronti della quale si nutre una certa fiducia, una certa stima e si dice se io dovessi avere bisogno vorrei che consideraste di nominarmi quella figura lì. Ecco che questo aiuterebbe chi un domani dovesse analizzare i vostri desideri e questo è fondamentale. Ritengo di aver concluso l'intervento, grazie.